E saluto ovviamente i relatori presenti e ringrazio anche per aver partecipato. Abbiamo il dottor Baretta che si collega con qualche minuto di ritardo perché aveva un impegno precedentemente. Oggi parliamo di sharing economy, decalogo Venezia-Firenze e del post pandemia, tornelli e contributi d'accesso. Vi presento Tommaso Bortoluzzi, che è commercialista e revisore legale. Poi abbiamo il nostro caro avvocato Marchi, presidente di Confedilizia Venezia. Pierpaolo Baretta lo presento, ma quando arriva vi saluterà lui di persona, che è consigliere comunale del Comune di Venezia e il suo partito di riferimento è il Partito Democratico. Abbiamo il dottor Giuseppe Saccà, che è consigliere comunale del Comune di Venezia, il suo partito di riferimento è il Partito Democratico e mi risulta che sia anche uno storico. E sono anche uno storico, sì, di professione storico. Grazie. Beh, insomma, diciamo che ho un po' di invidia per la tua professione, perché io amo la storia e, insomma, e parlare con delle persone che per mestiere, voglio dire, fanno una cosa così bella, questo mi rende leggermente invidiosa. Grazie. Poi abbiamo il dottor Salvatore Rinaldi, responsabile del Dipartimento del Turismo e dell'Extraalberghiero nazionale. Come partito di riferimento abbiamo Fratelli d'Italia, poi abbiamo il nostro Andrea Doria che è responsabile del turismo del Comune di Venezia, sempre come partito di riferimento Fratelli d'Italia, poi c'è la Presidente Ondina Giacomì e la Roberta che non vediamo qui nel video. Allora faccio una piccola premessa perché in questi giorni sono accadute delle cose che vanno in qualche maniera sottolineate. Allora, ultimamente ha fatto scalpore la proposta dei sindaci che hanno scritto questo decalogo per il rilancio dei centri storici e delle città d'arte. Più che di un decalogo per il rilancio a moltissimi è parso più che altro un attacco, poco anche velato, ai fenomeni legati alla sharing economy, al turismo extraalberghiero e alle locazioni turistiche in primis. Abba ha replicato con una lettera pubblicata su Facebook ed è comparsa anche su delle testate giornalistiche. Questa replica l'abbiamo anche inviata al professore Jean Van den Borg dell'Università Ca' Foscari, il quale, dopo che l'ha letta, ci ha mandato una mail e ha chiesto la nostra collaborazione con l'università per approfondire proprio questa tematica perché l'ha trovata interessante. Allora, a questo progetto partecipa anche il nostro Tommaso Bortoluzzi che oggi è qui con noi. E poi se ha voglia, insomma, se non so a che punto sono con il progetto, se magari vuole dirci due cose perché insomma credo sia anche molto interessante. Le proposte dei sindaci si collocano nel segno di una battaglia nei confronti tra l'extraalberghiero e dall'altra parte gli albergatori. A molti di noi non è certo sfuggito il recente intervento ad Agorà del presidente dell'Associazione degli Albergatori a livello nazionale, il quale alla domanda della conduttrice sulla ipotetica concorrenza sleale da parte delle strutture di Airbnb ha testualmente detto: gli Airbnb sono abusivi, che non adottano le misure di sicurezza per il Covid e che non denunciano gli ospiti in questura. Intanto saluto il dottor Pierpaolo Baretta che si è collegato. Buongiorno a lei. Ha il microfono spento? Non ci sente. Vabbè. Allora, è inaccettabile che a distanza di anni dall'introduzione delle normative che impongono gli stessi adempimenti sia agli albergatori che all'extraalberghiero, il presidente di un'associazione che si è spesa moltissimo per imporre limitazioni alle nostre attività affermi ancora che gli alloggi affittacamere Airbnb sono tutti abusivi.
quando già in molte regioni è obbligatoria non solo l'esposizione del codice identificativo nella struttura, ma che tra un po' ci sarà anche il codice identificativo a livello nazionale, che affermi che gli alloggi affittati su Airbnb non adottino misure di sicurezza anti-Covid, quando come tutti siamo tenuti ad osservare le prescrizioni statali con i giusti distanziamenti, le mascherine, tutto quello che serve. E oltretutto forse non sa che Airbnb, non dico che imponga, ma consiglia ai proprietari delle strutture ricettive e di chi ha gli appartamenti di, tra un ospite e l'altro, di lasciare un giorno l'appartamento vuoto proprio per la sanificazione. Ok? Allora, quello che è certo, invece, e abbiamo dati alla mano, è che molti albergatori acquisiscono appartamenti affittacamere per fare delle estensioni degli loro alberghi, in maniera del tutto abusiva e sleale nei confronti degli loro stessi colleghi e dell'extra alberghiero. Per verificarlo è semplicissimo, basta visionare uno dei tanti annunci che troviamo sui portali di prenotazione, dove come riferimento c'è l'email di un albergo. Noi come ABBAV, assieme ad altre 30 associazioni che facciamo parte di una federazione costituenda a livello nazionale che si chiamerà Federpiù, abbiamo già inviato una lettera ad Agorà perché faccia una replica su queste accuse così gravi. Allora, adesso che ho fatto il mio inciso, veniamo al nocciolo della questione. Allora, le limitazioni delle locazioni turistiche proposte dai sindaci nelle città antiche. Comincerei dai tecnici, perciò da Tommaso e dall'avvocato Marchi. Secondo voi c'è un'effettiva sovrapposizione tra i segmenti di mercato dell'extra alberghiero e dell'alberghiero? Vorrei cominciare prima con Giuliano e poi Tommaso mi fai la risposta a questa domanda. Giuliano, mi senti? Non ti sentiamo. Avevo il microfono. Mi sentite adesso? Perfetto. Ecco. Ti rifaccio la domanda se per caso non l'hai sentita. No, l'ho sentita, grazie. Ringrazio tutti, ringrazio per questa opportunità. Credo che come rappresentanti delle categorie di fronte ad iniziative di questo tipo dobbiamo far sentire la nostra voce, anzi forse sarebbe meglio che la nostra voce fosse ascoltata prima che venissero adottate certe iniziative tipo quella del Decalogo. Detto questo, sullo specifico della domanda, se ci sia un'effettiva sovrapposizione tra questi due segmenti di mercato dell'extraalberghiero e dell'alberghiero, penso che la risposta sia assolutamente già di per sé suggestiva. Non può essere così evidentemente, perché sono proprio due modi di vivere la città. L'extra alberghiero dà la possibilità, secondo me, di essere cittadini veneziani per qualche giorno, quindi in realtà non si pone in una posizione di stretta concorrenza, se era questo uno dei problemi che venivano sollevati nel Decalogo, perché per esempio io credo che siano proprio due modi diversi di concepire una vacanza. C'è chi preferisce la comodità del servizio alberghiero, della struttura alberghiera, eccetera, e c'è chi invece preferisce vivere come un veneziano per qualche giorno affittando una casa dei veneziani. Quindi in realtà lo dirò meglio dopo, credo, se mi sarà data la possibilità, ma io ho un grosso timore che si stiano in qualche modo surrettiziamente creando dei problemi che nella sostanza non esistano e che siano all'evidenza funzionali a creare uno schermo di fronte all'incapacità
di risolvere quelli che sono gli effettivi problemi della città, che sono il problema della residenza, che sono il problema del lavoro, che sono il problema del rilancio del tessuto sociale e culturale veneziano. Bene, pensare di aver individuato il sistema e la causa di questi problemi nelle locazioni turistiche, che sembrano essere un po' la causa di tutti questi mali, forse è anche uno strumento per non andare veramente nel cuore delle questioni e così anche in qualche modo sollevarsi da responsabilità. Comunque, rispondendo al quesito centrale, credo assolutamente no, ci sono degli studi, sono stati fatti, ci sono persone molto, molto più autorevoli di me anche in questo webinar che potranno dimostrarvi concretamente, documentarvi come si tratti di due modi di fare del turismo assolutamente diversi. Tommaso? Eccoci qua, buonasera a tutti. Intanto grazie per l'invito, ringrazio tutti gli ospiti che hanno accettato altrettanto volentieri l'invito a discutere questa sera. Io avevo, ma non so se sia possibile tecnicamente, come fanno tutti i commercialisti, un paio di slide da proiettare con dei numeri interessanti di un documento della Cassa Depositi e Prestiti, ma non so se riesco a condividere lo schermo. Ditemi se si vede qualcosa oppure no. Si vede? Sì, sì, Okay. Tommaso. Perfetto, allora cerchiamo di rispondere a questa domanda. Direi proprio di no, non c'è alcuna sovrapposizione, per un semplice motivo che è già stato accennato e che è anche oggetto del corso a cui siamo stati invitati come relatori dal professor Van der Borg, ossia ci sono due aspetti del turismo. Uno è un turismo esperienziale, come abbiamo già accennato, e uno è un turismo diciamo più inconsapevole, ossia di colui che arriva, vuole trovare già la camera pronta con i servizi 5 stelle, 4 stelle, quello che è, ma non vuole vivere la città come luogo della residenza, come luogo da scoprire, vuole vivere la città come luogo di vacanza. Quindi il sistema extra-alberghiero è quel sistema che permette, ove fatto con determinati canoni, ove realistico, autentico, quindi non il sistema extra-alberghiero fake, ossia di coloro che hanno la finta residenza nel B&B o una finta residenzialità nella città, in cui lo stesso gestore indirizza i nostri ospiti in delle parti della città sconosciute ai più, sconosciute al turismo di massa, li indirizza in quei ristoranti o in quei negozi di artigianato autentici e quindi gli fa provare e gli fa veramente acquistare quei prodotti che sono i prodotti reali e realistici della città, quindi non il vetro tutto €1, ma il vetro reale di Murano, non il finto ristorante dove le pizze sono suggelate e quant'altro. Ma la cosa ancora più interessante è che l'Italia dall'analisi della ti mando è il paese più richiesto al mondo. Il 37% degli intervistati vorrebbero visitare l'Italia. Purtroppo il 32% sono gli Stati Uniti, 31% l'Australia. Purtroppo però, come possiamo vedere, siamo al 7° posto invece per effettiva visita del paese. Quindi mi sembra c'è ancora spazio per tutti nell'ambito del turismo, purché questo sia adeguatamente governato. Quindi ogni città ha un po' la sua storia e poi cercheremo di affrontare gli altri problemi di Venezia specifici sulla programmazione del turismo, che è indispensabile per noi, essendo una meta molto fragile. Diciamo che ci sono anche incrementi significativi. Il più alto è quella dei cinesi che vogliono venire in Italia, indiani, Brasile, vedete
le percentuali di aumento dal 2007 al 2017. Sì, quello lì. E la Cassa Depositi e Prestiti evidenzia che anch'essa analizza un turismo esperienziale che privilegia il rapporto diretto con la popolazione locale, quello di cui si accennava, e turismo di massa, ossia quel turismo che preferisce l'organizzazione del viaggio alla vecchia maniera, dove tu l'operator o l'albergatore offre la stanza, niente di più. Quindi direi che nell'ambito di questa analisi sicuramente l'extra alberghiero, che viene identificato nei B&B e negli alloggi turistici, mentre la locazione turistica è un tipo di contratto di locazione che addirittura non rientra neanche realmente nell'extra alberghiero, quindi è un discorso fatto a parte. Diciamo che nelle strutture extra alberghiere, che sono il 77% in Italia, ormai hanno preso il sopravvento, c'è un reale contatto con il territorio, e questo dà un valore aggiunto come esperienza al turista nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi direi che sono due tipi di turismo differenti per approccio e per ricerca dei luoghi e delle cose da visitare. Allora, Tommaso, ho un'altra domanda che si ricollega a questa. Secondo te e Giuliano, un'ulteriore regolamentazione delle locazioni turistiche specifica nei centri storici, che tipo di impatto può avere su Venezia con la limitazione dei 90 giorni, che è quella proposta che hanno appena fatto? E secondo te è ipotizzabile una destinazione d'uso residenziale turistica, come scritto sul decalogo da parte dei due sindaci? Secondo me già in 90 giorni c'è uno proprio cammino di aprire. No, allora, secondo me da come l'hai letta sarebbe no. Allora, ecco. aveva fatto un discorso. Ma anche se la leggo in un'altra maniera, secondo me no, perché con 90 giorni uno... Ok, no, allora rispondo a Giuliano. No, prima Tommaso e poi Giuliano. Allora, direi che ultimamente c'è stata una eccessiva commistione tra la locazione turistica e il settore alberghiero, e in parte anche extra alberghiero, ovvero quello che era la locazione turistica è stato trasformato in altro, in dépendance, in camere aggiuntive del settore alberghiero. Quindi non è tanto la questione della limitazione dei 90 giorni e la differenziazione tra imprenditore e non imprenditore, ma quanto un discorso di non speculare su quella che è la locazione turistica, cioè aggirando quei divieti. Mi viene in mente l'albergo diffuso con la legge della Regione Veneto, che a Venezia non è applicabile perché il Comune di Venezia giustamente non ha chiesto l'applicazione dell'albergo diffuso, ma che viene aggirato attraverso l'utilizzo di appartamenti presi a caro prezzo da parte di albergatori e anche in parte, diciamocelo, dall'extra alberghiero. Queste stanze vengono locate come se fossero camere d'albergo, e questo è un punto su cui bisogna intervenire assolutamente, perché secondo me dovrebbe essere resa incompatibile l'attività ricettiva nel senso tradizionale della parola e l'attività di locazione turistica, altrimenti rischiamo di trasformare tutto in una camera d'albergo. Quindi io punterei più su questa differenziazione netta. Poi sui limiti, io non credo che limitare i giorni al non imprenditoriale possa essere efficace, perché favoriremmo l'imprenditorialità. Cosa significa? Che metteremo nelle mani di pochi provvisti di soldi freschi per acquistare o acquisire contratti di locazione. Quindi anche sui contratti di locazione starei attento e porrei dei vincoli sulla sublocazione, che è il vero problema attuale. Io tenterei più che altro di aggirare il fenomeno della speculazione della locazione turistica, non la locazione turistica in se stessa, soprattutto nelle città d'arte. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. Giuliano, tu invece che cosa dici su questa cosa? Su 90 giorni è legittima secondo te? Apri il microfono, Giuliano, microfono. Hai ragione. Ecco.
All'inizio di questo convegno, Ondina, tu giustamente dicevi che questo decalogo pare essere un attacco all'extraalberghiero, un attacco alla sharing economy, eccetera. Io credo che sono assolutamente d'accordo con te, ma penso che prima di tutto sia un attacco alla proprietà privata e alla libertà di iniziativa individuale, perché non v'è dubbio che la volontà di incidere nell'autonomia contrattuale di un proprietario di casa al punto di imporgli quello che deve essere il suo inquilino e la durata delle locazioni significa vanificare la stessa essenza, direi, del diritto di proprietà. E quindi l'impatto che può avere su Venezia non può che essere, così come nelle altre città d'arte, a mio modo di vedere, un impatto assolutamente negativo. Non è questo il sistema con il quale si tutela la residenzialità e la cultura, ma anzi il vero rischio, a mio modo di vedere, è che se si crea questo vincolo dei 90, dei 60, dei 120, è proprio il concetto di vincolo che non mi piace, si arriverà in una situazione in cui l'investimento immobiliare del piccolo proprietario a Venezia o del proprio piccolo proprietario veneziano che magari aveva ereditato una casa oppure con i sacrifici si era costruito, aveva acquistato una casa ad integrazione della propria pensione modesta, ebbene questo sacrificio verrà vanificato e la conseguenza sarà quella che il proprietario si troverà costretto, non avendo appunto alcun tipo di redditività dal proprio patrimonio immobiliare, a vendere, e nel momento in cui anche questo proprietario veneziano venderà, non ci sarà più neanche quel veneziano e non ci sarà neanche quel soggetto che magari con la sua piccola locazione turistica creava un indotto lavorativo. Quindi circoscrivere e limitare il fenomeno, secondo me virtuoso, per quello che eventualmente quando parleremo dopo della residenzialità dirò, significa creare un ulteriore vulnus per la città e realizzare gli effetti esattamente opposti rispetto a quelli che sembrano essere gli obiettivi contenuti nel decalogo. Un'ultima cosa su questa domanda. Francamente la valenza anche normativa di questo testo mi sembra affatto criticabile. Secondo me parte da alcune posture che più che avere un fondamento di attenzione giuridica rispetto ai diritti di cui stanno trattando, parte con degli assiomi, con dei postulati. Per esempio dice, allora, se ci sono più di 30 giorni consecutivi, questi devono presumersi, queste locazioni svolte con finalità turistica costituiscono sempre attività ricettiva. Cioè, questo è proprio apodittico al massimo. Ma allora, se costituisce attività ricettiva, è automaticamente impresa. Non è che si possano superare millenni di cultura giuridica, di biblioteche che hanno tentato e sono riuscite con grandi studi a definire concetti di libera proprietà, di diritto di godere e disporre del proprio bene, di anche funzione sociale della proprietà che non è questa, concetto di impresa come organizzazione di beni e servizi, automaticamente pensando ad una situazione di impresa solo perché c'è una locazione con più di 90 giorni. Mi sembra un
sistema pericoloso, semplicistico, inadeguato e tutto sommato anche illegittimo. Non è questo l'approccio reale che deve uniformare queste questioni. Perciò mi viene da pensare, perché è lecito quando si leggono queste cose anche fare dei cattivi pensieri, mi viene da pensare che qui non si è andati con un approccio scientifico corretto. Si sono individuati degli obiettivi che sono degli obiettivi tutto sommato anche manifestati, cioè evitare una concorrenza sleale che abbiamo visto rispondendo alla prima domanda, che non sussiste proprio perché stiamo parlando di due cose diverse. Si è voluto pensare di tutelare la residenzialità, ma dopo diremo che si realizzerà l'effetto assolutamente opposto, partendo non però da un'analisi della situazione reale e dei veri problemi per i quali ci sono a Venezia perdiamo residenti ogni anno, eccetera, ma semplicemente si è detto, attraverso un'impostazione tutto sommato anche abbastanza demagogica, blocchiamo la libertà di iniziativa, blocchiamo la proprietà, blocchiamo gli affitti. Se potessi già nella scaletta, e dopo magari così non parlo più, ma per cercare di essere più organico, dire non è questo, e parlare della residenza come era nel pamphlet che mi è stato dato. Allora, voglio dire, quando è che Venezia ha perso la popolazione, ha perso i residenti? Sono i dati del comune. Ha perso il maggior numero dei residenti negli anni 70-80, quando le locazioni turistiche nemmeno esistevano. Quindi vuol dire che non c'è nesso eziologico tra locazione turistica e perdita della residenza. Allora ai sindaci, agli amici sindaci che hanno voluto redigere questo illiberale decalogo, dico una cosa: i proprietari di casa decidono, scelgono, ed è giusto, comunque la libertà di scelta va sempre garantita, ma scelgono la locazione turistica perché la locazione normale è malata. Quindi il vero tema non è vietare la locazione turistica con provvedimenti che sono provvedimenti caratterizzati da divieti, come dicevo, provvedimenti illiberali. Il vero tema è creare le condizioni affinché si possa guarire il sistema della locazione ordinaria. Il proprietario, tutto sommato, chiede di avere un reddito adeguato all'investimento, di avere la certezza del pagamento del canone e di avere una situazione nella quale al termine della locazione non debba cominciare a ricostruirsi l'appartamento locato. Noi queste cose, se risolviamo queste cose, automaticamente risolviamo il problema della locazione, perché il proprietario non ha più, se risolve questi tre problemi, alcun interesse a stipulare contratti di locazione turistica. E allora l'amministrazione comunale di Venezia, per esempio, che lascia sfitti numerosissimi immobili pubblici, dovrebbe porsi questo problema. Intervengo e garantisco in qualche modo che i diritti contrattuali non stiamo chiedendo la luna nel pozzo, ma che i diritti che sono consacrati nei contratti di locazione vengano effettivamente osservati. Una volta risolto questo, il piccolo proprietario non ha nessun interesse a perdere tempo col check-in, col check-out, con gli oneri che sono collegati, il TULPS e la targhetta, le cose. Il piccolo proprietario si accontenta di una locazione, magari coi contratti agevolati, con gli accordi territoriali. Mi sembra veramente impossibile che queste cose non vengano pensate
e ci si sforzi a redigere un decalogo che non serve a niente, perché basterebbe semplicemente andare a vedere per quale motivo le locazioni ordinarie sono in crisi. Su questo noi abbiamo chiesto all'amministrazione comunale un confronto chiaro, continuiamo a chiederlo e siamo disponibili a mettere sul tappeto quella che è la nostra esperienza statistica di associazione della proprietà edilizia, per dire, abbiamo già dei dati anche in altre città dove le amministrazioni sono intervenute garantendo i diritti dei proprietari con fideiussioni, con dei sistemi di assicurazioni sull'immobile, eccetera. Risolto questo, si risolve tutto. Certo è che se io mantengo lo schermo secondo cui i proprietari di casa sono quelli che rovinano l'essenza della residenzialità, forse può essere comodo che questo rimanga come immagine, ma non corrisponde assolutamente alla verità delle cose. Ecco, così io avrei finito e vi ringrazio per questa opportunità. Tommaso, allora Giuliano ha già risposto alla terza domanda, se tu mi dai la tua opinione su questo, cioè se secondo te queste limitazioni favoriranno la residenzialità, dico anch'io, un piccolo inciso, sono perfettamente d'accordo con l'avvocato Marchi, perché il problema è avere la possibilità di rientrare con il proprio appartamento, per cui se un proprietario ha la garanzia del suo credito, non si sogna minimamente di fare una locazione turistica, perché oggi non è più come 10 anni fa che uno si inventava. Oggi uno deve seguire determinate regole, non è più come ha detto appunto il presidente di questa nota associazione di albergatori. Noi facciamo esattamente quello che fanno gli albergatori: tassa di soggiorno, questura, Istat, e per cui ce n'è da fare. Per cui Tommaso, se mi dai anche la tua opinione. Allora, io mi ricollego al discorso di Giuliano, che ho trovato in alcuni punti, soprattutto sui punti relativi alla promozione della locazione ordinaria, su cui non stiamo lavorando, e mi ricollego con le ennesime slide sulla questione, ma neanche ci fossimo messi d'accordo. Ora vi mostro che cosa è successo a Venezia in questi anni, perché stiamo parlando di Venezia, e come vedete iniziamo dalla curva sulla residenza a Venezia intesa come comune, non solo come città. A Venezia come comune, non solo come città, e come potete vedere la curva è abbastanza impietosa, salvo delle piccole correzioni negli anni 2011 e 2012. La diminuzione non è solo nella città antica, ma è in tutto il comune. Questo ci fa capire che ci sono pochi investimenti non solo sulla casa, ma ci sono pochi investimenti anche sulla capacità di trattenere gli studenti, quindi abbiamo poca capacità di riuscire a riportare sul territorio persone che finiti gli studi, trattenere sul territorio persone che finiti gli studi riescano a inserirsi in un contesto residenziale a Venezia. Questo evidentemente siamo agli ultimi posti in Italia per mancanza di offerta di lavoro, quindi a Venezia non c'è lavoro, non c'è offerta di lavoro qualificato, e questo ci penalizza in particolar modo. E non solo, non abbiamo neanche una buona politica fiscale sulla locazione, perché abbiamo le aliquote IRPEF comunali più alte della regione Veneto, insieme facciamo compagnia a Verona, lo 0,8 oltre 10.000 euro di franchigia. Abbiamo aliquote IMU che, se facciamo eccezione per gli immobili affittati a canone concordato, che sono ridotte del 25%, sono assolutamente paritetiche tra locazione a chi loca i residenti e locazione invece turistica. Quindi pago la stessa IMU sia che io affitti a residenti sia che io affitti a turisti.
non ho alcun incentivo di natura fiscale. Oltretutto non ho alcuna garanzia sulla locazione ai residenti e questo penalizza ulteriormente. Molti dei proprietari preferiscono la locazione turistica per rientrare in possesso dell'immobile dopo un determinato numero di anni con certezza e per la certezza del canone che i comuni dovrebbero dare attraverso fondi di garanzia nel caso di morosità degli inquilini. E allora vi faccio un esempio: se intervenissimo solo sull'IMU, prendiamo un'abitazione media con una rendita catastale pari a 1.000 euro, quindi siamo intorno ai 5 vani. Dimezzando l'aliquota IMU per i residenti, cioè se sto allocando a residenti, il proprietario risparmierebbe 924 euro. Se la azzerassimo addirittura, potremmo portarla a 1.848 euro. Qualcuno dice è impossibile, non ci sono risorse. Allora, le risorse ci sono, bisogna solo politicamente decidere di come spenderle. In ogni caso c'è stata un'ottima proposta del presidente di Agata, Massimo Macatrozzo, che è intervenuto ad altri webinar con noi, che ha detto che è possibile scovare, tra virgolette, quei finti residenti. Si stima che a Venezia i reali residenti siano intorno ai 30.000, in quanto sono più o meno gli iscritti alle liste dei medici di base. Poi c'è tutta un'altra serie di residenzialità che riguarda magari gli studenti o i lavoratori, che però è una residenzialità, tra virgolette, minore. Quindi, dando un incentivo di azzeramento attraverso il recupero dell'evasione sulle finte prime case, potremmo recuperare 1.848 euro per il proprietario, incentivandolo a locare. Andrei anche a vedere come sono stati investiti i soldi sulla residenza pubblica, perché Venezia è una città particolare, particolarmente costosa, è costoso restaurare, è costoso comprare. Bisogna tornare ai vecchi incentivi, i contributi a chi acquista la casa a Venezia e vuole stabilire la propria residenza. Bisogna tornare ai contributi su chi vuole restaurare, perché i restauri a Venezia hanno costi doppi rispetto alla terraferma. Per restaurare 100 metri quadri ci servono 200-250 mila euro, oltre a dover comprare la casa. Quindi tornare a questo vecchio tipo di impostazione. E poi i numeri sono drammatici, nel senso che abbiamo speso in manutenzione 23 milioni di euro in 5 anni sulle case pubbliche. Abbiamo 1.000 case pubbliche sfitte su 5.000, abbiamo speso 4 milioni e 600 mila euro all'anno. Sembra tanto, ma consideriamo che sono il 5 per 1000 delle entrate totali del comune. Se poi prendiamo a regime, non adesso perché conosciamo gli effetti della pandemia sulla tassa di soggiorno, rispetto agli investimenti sulla residenza di 23 milioni in 4 anni, la sola imposta di soggiorno nel 2019 ha raccolto 37 milioni di euro, cioè se la confrontiamo non riusciamo ad arrivare neanche alla somma incassata in un anno dalla tassa di soggiorno. Abbiamo speso solo il 6% delle risorse del Patto per Venezia, che ha rappresentato 457 milioni. Quindi spendiamo pochissimo rispetto alle entrate che il Comune di Venezia può permettersi per valorizzare o addirittura riqualificare aree per la residenza. Non possiamo prescindere da questi due pilastri: residenzialità pubblica e creazione di opportunità di lavoro che vadano al di là della sola economia monoturistica. Se noi non mettiamo in piedi queste due opportunità per la città, non riusciremo sicuramente a risollevare la residenza. E qui bisogna investire molto, molto di più, con molta più attenzione, creando un assessorato alla residenza. Non può essere... mi dispiace che l'assessore Venturini poi magari se la prenda sulla questione, però non possiamo avere una delega, un assessore che ha 7 deleghe, di cui una è il turismo, l'altra è la residenza, poi c'è il sociale, e poi nel sociale ci sono altre sottodeleghe, e non avere un assessore sulla casa. Non abbiamo neanche l'assessore alla cultura per quello, per carità. Però insomma questi numeri e l'attenzione di cui ha bisogno la residenzialità e la Casa Venezia necessitano di un assessorato dedicato. Grazie.
Allora, grazie Tommaso, ringrazio i nostri tecnici che hanno così bene esposto la questione. Ondina, io vorrei dare un piccolissimo contributo da Roma, che credo che possa essere anche utile per il Veneto, per Venezia, soprattutto per un eventuale regolamento regionale, perché comunque, come sappiamo, la città di Venezia può fare ben poco contro contro le strutture ricettive extraalberghiere, perché sarebbe poi in quel caso la regione a dover emettere un nuovo regolamento per eventuali chiusure. Noi nel 2015 a Roma, proprio contro il regolamento della Regione Lazio, presieduta dall'allora presidente Zingaretti, il 7 di agosto, con un regolamento regionale numero 8, e adesso sto leggendo perché non mi ricordavo bene tutto, inseriva una nuova disciplina sulle strutture ricettive extraalberghiere. Un gruppo di proprietari, tra cui anche me, insomma, ci siamo riuniti e attraverso uno studio legale di Roma abbiamo proposto un ricorso al TAR. Il TAR ci ha dato ragione, quindi io metto a disposizione eventualmente all'associazione che tu presiedi, all'avvocato Marchi, anche le varie sentenze del TAR proprio contro questo nuovo regolamento che imponeva, tra le altre varie cose, anche delle chiusure per quanto riguarda i bed and breakfast di 120 giorni, le case vacanze di 100 giorni. Io questo credo che possa essere un precedente importante che il TAR ha ritenuto illegittimo questo regolamento, annullandone le parti proprio delle chiusure annuali. Io metto a disposizione dell'associazione e degli studi qui presenti queste sentenze, perché ripeto, possono essere veramente un precedente importante. Io non so se è arrivata la ECO ai vari studi veneti di questo lo conosciamo benissimo questa sentenza. Bene, che tra l'altro fu fatto in un periodo particolarissimo, perché fu fatto nella settimana di Ferragosto, quindi diciamo in un momento in cui l'attenzione da parte dei proprietari, da parte di tutti, era anche abbastanza bassa, per cui fu approvato questo regolamento improvvisamente e noi ci trovammo a dover affrontare tutte queste nuove incombenze tra le chiusure, la targa e varie altre, e il TAR ci diede ragione, quindi questo è molto importante ribadirlo. Certo, grazie Salvatore. Allora adesso passerei proprio alla parte politica, perché poi le cose, cioè i cambiamenti e le modifiche si fanno con la politica, perché i tecnici possono ragionare sulla legge e su quello che viene fatto, ma poi noi invece dobbiamo rivolgerci alle persone che dovrebbero ascoltare i bisogni dei cittadini e andargli incontro, non andargli incontro, non contro. Allora, il secondo argomento è proprio il decalogo Venezia-Firenze, scritto appunto da questi due sindaci. La domanda che io vi faccio: secondo voi, speriamo che, insomma, c'è un proverbio antichissimo veneziano che dice: per ogni pandemia ci vogliono 2 Pasque e un Natale. Noi dovremmo esserci, perché il Natale l'abbiamo fatto, le 2 Pasque pure. Se Dio vuole, a maggio, giugno, poi qua, ecco, un'altra cosa che a noi manca sarebbe un po' di chiarezza sulle date, cioè su quando potremmo ripartire, perché cioè, non è che dalla sera alla mattina noi possiamo aprire i portali, chiudere i portali, aprire le camere, chiudere le camere, perché ci sono costi dietro, no? Allora, noi pensiamo per esempio che il bonus vacanza dovrebbe anche essere esteso a chi gestisce le strutture ricettive con il codice fiscale, perché signori, la nostra è un'associazione per esempio che conta più di 1000 iscritti e il 70% sono tutti codici fiscali.
il che vuol dire che chi gestisce l'extraalberghiero è comunque un aiuto al menage familiare, voglio dire, non è la sua principale attività. A oggi questi signori non hanno ricevuto assolutamente niente, per cui se questo bonus vacanza viene esteso ai codici fiscali non sarebbe male. Poi abbiamo parlato anche della questione del credito d'imposta e del crediti IVA. So che Fratelli d'Italia ha presentato proprio una domanda in tal senso, perché insomma tra le altre cose parliamo di soldi nostri, perché l'ultimo webinar che abbiamo fatto con Tommaso gli ho detto: Tommaso, è vero che io posso vendermi il credito d'imposta, anche quello degli affitti, ma se non lo compra nessuno, a chi cavolo glielo vendo io il credito d'imposta? Tommaso ha detto: sì, questa è la norma, ma la norma non ti garantisce che c'è qualcuno che ti compra il credito d'imposta, ma allora è il cane che si mangia la coda o il gatto, fate quello che scegliete l'animale che vi piace di più. La questione è che noi abbiamo soci che hanno anche crediti importanti verso lo Stato, ma che sono soldi suoi, cioè non è che chiede nulla. Se si potesse in qualche maniera far sì che queste procedure, per esempio ci sono le poste italiane che sono in grado di comprare il credito d'imposta. Beh, vi garantisco che io ho dei soci che ci hanno rinunciato, perché è talmente complicato e talmente farraginoso tutta quanta la procedura che uno dice: guarda, sai che c'è, tieniteli e che sia finita. Allora, la politica come pensa di far ripartire il turismo appena, cioè dopodomani? Con che tipo di incentivi, sia a livello, diciamo, per il turismo nazionale sia per il turismo internazionale? Cioè, pensate di mettere degli incentivi forti? Avete, non so, delle idee? Dottor Barretta, non so se lei riesce a sentirmi perché vedo che va e viene. Dottor Barretta c'è? Non c'è. Dottor Barretta, mi sente? Non pare che non mi senta. Vabbè, mi sa che ha problemi di connessione, perché avevo già segnalato. Dottor Sacca, Giuseppe, tu cosa dici? Hai un'idea su come far ripartire il turismo? Che Allora, idea ti sei fatto? Intanto vi ringrazio per l'invito. Allora, voi prima di entrare nel merito della sua domanda, avete già nell'introduzione messo molta carne al fuoco, quindi cerco un po' di ricollegarmi anche a quello che avete detto, se mi permette, velocemente. Allora, io ho sentito tante cose, vedo che mi sta parlando, ma non la sento perché ha il microfono spento. Ho detto: ci diamo del lei o ci diamo del tu? Perché sennò parto male. Va benissimo del tu per me, ti ringrazio. Allora, benissimo. Allora, fai il tuo intervento come credi. Sì, mi ricollego ovviamente, ma perché voi avete fatto un'ampia introduzione, appunto dicevo, mettendo molta carne al fuoco. Io ho sentito tante cose sulle quali sono d'accordo e altre un po' meno, lo dico sinceramente, quindi insomma anche per animare un po' il dibattito. E credo che sia anche importante chiarirsi per capire che politiche vogliamo fare. Io parlo soprattutto di Venezia, poi magari interverrà l'onorevole Barretta più sui temi più nazionali. E quindi dico cosa vogliamo fare a Venezia. Allora, a Venezia sappiamo che c'è un problema, questo non ce lo possiamo negare, non lo possiamo nascondere. Il cosiddetto overtourism esiste, impatta fortissimamente su Venezia e non solo su Venezia, su anche altre città d'arte in particolare, ma non solo, e ha delle ricadute economiche e sociali molto pesanti sul tessuto economico e appunto sociale cittadino. Io questo lo metterei come cappello, perché se noi vogliamo ripartire con il turismo, e credo che sia ovviamente necessario ripartire con il turismo, allo stesso tempo dobbiamo darci dei paletti, delle regole, dobbiamo trovare degli strumenti per governare al meglio questo turismo. Allora, detto questo, quando si parla di turismo sappiamo che bisogna sempre fare una grossissima differenza, poi magari lo vedremo più avanti nella discussione, tra il turismo escursionista e quello invece che dorme nella città. Noi sappiamo che in questa fase credo che interessi a noi tutti quello che dorme, sappiamo che il turismo escursionista ha bisogno di altre politiche che finora non vengono fatte a Venezia e non se ne vede nemmeno molto l'alba, diciamo così.
E quindi ecco, io mi soffermo sul turismo che dorme, che è comunque quello che noi tutti cerchiamo di incentivare. All'interno di questo tipo di turismo, però, appunto, voi avete già introdotto il tema, c'è un bel po' di differenza tra turismo alberghiero, extraalberghiero e locazioni turistiche. Io vorrei soffermarmi soprattutto su quest'ultimo tema. Perché è vero che la residenza, ad esempio, ho sentito dire, i residenti a Venezia hanno incominciato a calare ben prima del fenomeno delle locazioni turistiche, e questo è assolutamente vero, lo posso anche dire da storico. La crisi demografica di Venezia inizia negli anni 70 e negli anni 70 i governi della città cercarono di incentivare l'economia turistica proprio per dare delle nuove funzioni a una città che stava perdendo altre funzioni. Ora noi però ci ritroviamo in una situazione in cui la funzione turistica sostanzialmente sta assorbendo tutto e di più. Allora dobbiamo capirci su questo tema qui e trovare varie levi sulle quali intervenire. Purtroppo non esiste, come si suol dire, la pallottola d'argento che tutto risolve, perché voi avete già detto molto bene come si stia lavorando malissimo sulla residenza. Tommaso ha ricordato alcuni numeri che sono esemplificativi. Noi abbiamo fatto diverse proposte, parlo solo dell'ultima consigliatura perché di questa io sono stato eletto recentemente, quindi parlo di quello che conosco in maniera, diciamo, precisa e puntuali. Noi abbiamo fatto diverse proposte, sia quando c'è stato da approvare il bilancio e quindi aumentare gli stanziamenti nell'edilizia pubblica comunale, che abbiamo visto sono circa il 2% del piano degli investimenti del comune, cioè pochissimo. Abbiamo chiesto anche l'istituzione di un'agenzia di locazione che andrebbe proprio a fare quel lavoro privato e quindi anche a tutelare dei privati che decidessero di affittare a residenti. Abbiamo fatto delle proposte sulla tassazione e quant'altro, adesso la faccio breve, se no parliamo di altro. E sono state tutte proposte bocciate senza, come dire, senza appello. Questo io ci tengo a sottolinearlo. E se parliamo della gestione dell'ATER, io qua adesso non voglio essere troppo duro con i vostri ospiti di Fratelli d'Italia, ma sappiamo benissimo che l'ATER ATER dipende, diciamo così, dalla regione, e negli ultimi anni l'ATER ha avuto all'interno della governance importanti esponenti di Fratelli d'Italia, parlo dell'ATER Venezia ovviamente, e abbiamo letto tutti ultimamente sui giornali e non solo quanto la gestione dell'ATER Venezia sia stata a dir poco deficitaria. Ma non voglio, ecco, come dire, solo fare l'attacco all'amministrazione, perché mi riuscirebbe ovviamente facile, e invece vorrei essere anche propositivo e ragionare anche su quello che, lo dico sinceramente, qualche cosa di positivo io nel decalogo l'ho visto magari non nelle misure specifiche, ma in una certa idea di dire, bene, noi non dobbiamo vietare di certo la locazione turistiche o attività imprenditoriali, ma dobbiamo sicuramente regolamentarle, perché è stato già ricordato, esistono veramente tante zone grigie di sovrapposizione che vanno sciolte. E lo dico questo soprattutto anche per tutelare chi, come dire, fa l'imprenditore e lo fa seguendo tutte le regole, mentre sappiamo benissimo che all'interno del meccanismo, soprattutto della locazione turistica, esistono tantissime zone grigie. È stato ricordato, ad esempio, albergatori che aprono dépendance con questa formula, e di certo non è corretto. Abbiamo intermediari immobiliari che forniscono servizi che vanno oltre quella che è, diciamo, l'intermediazione classicamente intesa come intermediazione immobiliare. Cioè, ci sono tanti aspetti, quindi è giusto chiedere a Roma degli interventi, ma già adesso a livello comunale si può intervenire anche con degli interventi puntuali. Poi, per chiudere il discorso sulle locazioni turistiche, sicuramente serve una mano, diciamo, dal governo centrale, una mano che deve essere però differenziata a livello nazionale. Mi spiego: le esigenze di Venezia o di Firenze o di altre città sono veramente diverse da altre zone del territorio nazionale, quindi quando parliamo di regolamentare le locazioni turistiche è ovvio che è una regolamentazione che noi auspichiamo a Venezia molto più forte di quella che c'è adesso, perché io lo dico sinceramente, secondo me a affitto di locazione turistica deve risultare
un permesso, non può valere una regola che un permesso di locazione turistica ad una persona, poi con questo permesso questa persona può affittare 10 locazioni turistiche. Certe cose devono essere governate in maniera molto stringente. O aggiungo, tanto per entrare, ho sentito dire la limitazione dei giorni. Parlo delle locazioni turistiche, perché veramente alberghiero e extraalberghiero, secondo me, hanno una storia a sé, e poi vorrei anche arrivare a questo. Ma quando si parla, io sarei assolutamente favorevole a dire, mettere, per chi non, faccio un esempio molto concreto, a volte c'è chi utilizza la locazione turistica per, come dire, arrotondare. Lo dico, potrei fare anche un esempio proprio per farsi capire personale. Io sono proprietario di una casa, in realtà pago un mutuo, quindi il proprietario è la banca, ma non importa. Io potrei anche avere la necessità di affittare 10-15 giorni, magari in un momento caldo del mercato turistico veneziano pre-pandemico, ovviamente, per, come dire, arrotondare e aiutare il sostentamento. Io su questo, voglio essere chiaro, non ci vedrei nulla di male, ma deve essere regolamentato. Quindi chi non lo fa in termini imprenditoriali deve avere dei limiti anche giornalieri, chi non lo fa in termini imprenditoriali, tengo a sottolinearlo. Quindi il tema delle locazioni turistiche è un tema molto forte a Venezia, e non solo a Venezia, e quindi ribadisco, non si tratta di vietare la libera impresa, non è, secondo me, questo il punto del dibattito, ma sappiamo benissimo che la libera impresa, questo vale per il settore turistico come e non solo, ha bisogno di regole ben precise. Al di fuori di queste regole iniziano tutti dei meccanismi che ben conosciamo e che di certo non aiutano un governo del territorio, dandosi degli obiettivi. E lo dico sinceramente, per me l'obiettivo futuro a Venezia è quello di far sì che la pressione, cioè l'economia turistica, venga in qualche maniera aiutata a crescere in qualità, in opportunità, ma allo stesso tempo noi dobbiamo essere in grado, nella città storica, poi magari ne parliamo. Aspetti che leggo il messaggio. Chi opera? Sì, no, ma io ecco, provo anche così a interloquire con chi ci sta ascoltando via Facebook, che mi pare corretto. Infatti, secondo me, non è il punto di continuare a aumentare norme. Ad esempio, nel Decalogo si faceva questo riferimento a questa nuova norma residenza misto turistica, credo che possa un po' complicare la vita, ma insomma, tornando a quello che cercavo di dire, bisogna intervenire per riuscire a regolamentare alcune zone grigie che esistono e fare in modo che i proprietari di case che affittano per locazione turistica, non in termini imprenditoriali o totalmente imprenditoriali, possano avere delle vie di uscite. Da qui le proposte di agenzia di locazione turistica e quant'altro, perché la mia impressione è che, soprattutto uscendo da questo momento pandemico, chi affitta una o due case affidandosi a questi famosi Airbnb, cito Airbnb per poi dire tutto questo sistema che conosciamo bene, probabilmente anche dal punto di vista del reddito non sarà più tanto conveniente. E io lo dico, cioè mi dispiace ovviamente per queste persone, ma lo dico per fortuna, perché ci apre, per la politica veneziana, delle opportunità per riconvertire alcune situazioni. Questo non tocca, secondo me, l'alberghiero e l'extraalberghiero, sulle quali magari possiamo fare un discorso a parte. Quindi questo era soltanto per commentare quello che avevate detto all'inizio, che ribadisco, ho sentito tante cose corrette, ma ci tenevo anche a puntualizzare alcuni elementi che so magari sui quali non siamo d'accordo, ma siamo anche qui, io credo giustamente, per dibattere. Meno male che non siamo d'accordo su tutti, se no non potremmo neanche stare qui a chiacchierare insieme. Però devo fare una precisazione. Allora, lei ha detto che se io apro una locazione turistica ho un'autorizzazione, poi ne apro 10. No, ogni locazione turistica ha la sua autorizzazione, per cui è una alla volta. Poi, allora, io faccio una precisazione senza fare troppa confusione. Sappiamo che non è un'autorizzazione, non confondiamo le autorizzazioni, sono delle comunicazioni di inizio attività, sennò magari facciamo un po' di confusione, ok? Allora, se mi permettete, io vedo il dottor Baretta che forse finalmente ci sente, c'è, perché abbiamo provato a interagire qualche volta con lei. Adesso lei è collegato? Sì, sono collegato, mi sente?
Perfetto. Allora, appena finisce il dottor Sacca, poi le faccio la domanda. Sì, beh, io Prego. magari poi ci sarà un secondo giro, quindi mi taccio perché non vorrei parlare troppo, poi torniamo su altri temi, lascio Assolutamente sì, pure la perché parola agli altri. parleremo di tornelli, per cui ritorneremo su questa cosa. Allora, Perfetto, allora intanto lascio parlare gli altri, grazie. dottor Baretta, lei vuole intervenire sulla questione di che cosa pensiamo, di che cosa la politica pensa di fare per quanto riguarda la ripartenza del turismo. Ovviamente noi parliamo di Venezia perché siamo qui a Venezia, ma questo vale per Roma piuttosto che per Firenze, piuttosto che per Milano, insomma la ripartenza sarà a livello nazionale. Ok, diciamo che Venezia è una città che ha è più particolare rispetto a delle altre, ma insomma il turismo è turismo, tout court. Prego, dottor Baretta. Grazie, buonasera a tutti. Intanto Buonasera. la ringrazio dell'invito che ho accolto molto volentieri, perché penso che solo parlandoci e parlandoci molto anche insieme si può trovare il bandolo di una matassa che è molto complicata e anche, come sappiamo, molto divisiva. Mi scuso se non sono riuscito a seguire bene la discussione, mi dispiace, ma ho avuto seri problemi di connessione. Cercherò di rispondere rapidamente alla domanda, partendo da Venezia e dicendo che noi dobbiamo, e credo per questo, ripeto, molto utile il dialogo di oggi, dobbiamo approfondire bene che cosa abbiamo bisogno in questa città per poter poi costruire delle politiche conseguenti. Io penso che ci siano due punti, restando al nostro argomento ovviamente, dai cui partire. Il primo è dobbiamo evitare l'overbooking turistica, non il turismo. A volte c'è un equivoco che non ci può essere. Il turismo è una cosa sana, utile, che dobbiamo anzi incentivare, ma a Venezia abbiamo un eccesso di turismo che però sostanzialmente quello che crea il problema è il turismo giornaliero. Quindi questo va chiarito, perché altrimenti si crea un equivoco in partenza e tutto ciò che viene considerato offerta turistica è visto negativamente. Allora, chiarito questo punto di partenza, che il vero problema è il turismo giornaliero e che può anche, secondo me, essere limitato attraverso un sistema di prenotazioni, che io penso sia la risposta migliore, è evidente che il concetto di prenotazioni già è risolto nel caso della locazione o alberghiera o turistica privata, perché non si va a dormire senza prenotare, non esiste ormai questa condizione per la quale tu arrivi e speri di trovare posto. Quindi, chiarito questo, che è un primo ambito che ci colloca già in un terreno, diciamo, di condivisione generale, penso che dobbiamo agire e capire in che modo noi diciamo, orientiamo e gestiamo la ripresa del settore turistico qualificandolo progressivamente. Già è del tutto evidente che la distinzione tra turismo giornaliero e turismo residenziale, si tratti di un turismo che dorme un giorno o che dorme settimane, già è una prima qualificazione, perché uno che viene a Venezia decidendo di dormirci e di starci per qualche tempo, ripeto, da 2 giorni in avanti, è già uno che fa una scelta, no? Di un certo tipo, e quindi è già una prima qualificazione. È chiaro che a questo punto quindi l'offerta turistica residenziale va organizzata in maniera efficace, in maniera accogliente e in maniera anche regolata, in modo tale che si possa poi gestirla al meglio possibile. Da questo punto di vista, un primo lavoro che noi dobbiamo fare, dico lavoro perché, se permettete, a me pare che questo incontro possa essere l'avvio di un confronto che poi potremo ulteriormente approfondire, è discutere insieme della dimensione dell'offerta di oggi. Abbiamo bisogno di ulteriori aumento dell'offerta, o siamo già ad un punto che può al momento essere, diciamo, considerato sufficiente? Punto di domanda. Ora, se questa discussione vale per gli alberghi, vale per tutti, no? Cioè,
l'offerta turistica alberghiera o residenziale privata, probabilmente in questo momento a Venezia non ha bisogno di essere incentivata, ha bisogno incentivata nel senso di aumentarne il numero, no? Ha bisogno invece di essere valutata e semmai incentivata perché si qualifichi, diventi più efficace, diventino migliori la qualità dell'offerta. Ma qual è l'altro punto su cui a Venezia noi abbiamo bisogno, oltre a evitare di cadere nell'overbooking turistica nei termini in cui io ho cercato di spiegarla? È quello di favorire la residenzialità stabile. Allora, da questo punto di vista io parto dall'ultima considerazione che per fortuna sono riuscito a sentire a spizzichi e bocconi che ha fatto il dottor Maghi nel suo intervento, quando lui ha detto, e io lo condivido, lo considero il punto di partenza, la dico in un altro modo, spero che sia compreso il modo come lo dico. Facciamo sì che l'autorità pubblica, in questo caso il comune, utilizzi gli strumenti che ha per quasi quasi fare in modo che il proprietario di case sia orientato a vedere più conveniente l'offerta di residenza stabile rispetto a quella di turistica occasionale. Se questo punto di partenza è condiviso, e mi pare di sì, io penso che la prima mossa che dovrebbe fare il nostro comune, non solo il nostro comune, dovrebbero fare i comuni, ma sicuramente il nostro lo può fare, è mettere a disposizione, rigenerare e mettere a disposizione il patrimonio pubblico. In questo modo entra anche in concorrenza, no? Se volete, con i proprietari privati. Ora Venezia, veniva ricordato, c'ha tra 4.000 e 5.000 appartamenti solo di proprietà del comune, di cui 1.000 sono sfitti, molti altri sono malmessi, e io penso che per esempio la grande occasione che si rischia di perdere è di non usare bene il recovery, il Next Generation per avere risorse a tal fine. Un grande piano di rigenerazione urbanistica del patrimonio del comune che metta a disposizione quindi per una residenzialità stabile, giovani coppie, ma poi dirò un punto specifico su cui si possono incrociare gli interessi, è una prima mossa che va fatta. È chiaro che questa mossa è in competizione, cioè rende meno attrattivo, ma in ogni caso la seconda è un intervento fiscale e qui non ho sentito bene, ma ho capito che Tommaso ne ha parlato nel suo ultimo Sì. intervento. Bene, e io penso che una politica fiscale di incentivo a chi investe, a chi affitta, a chi loca a residenza stabile è interessante. Ora, per residenza stabile, qui c'è un punto interessante per una città come Venezia, non va inteso soltanto una residenza di lunghissimo periodo. Io penso che per esempio c'è anche una residenza, chiamiamola intermedia, di persone che possono risiedere non per 3 giorni, non per 9 settimane, ma per un periodo un po' più lungo, qualche mese, perché hanno necessità qualche mese di studio, di lavoro, e che possono trovare in questo senso una essere incentivato il proprietario, sia esso il comune, sia esso l'ATER, sia esso un privato, a favorire questo incentivo. In parte Venezia ha delle normative particolari, non solo Venezia, sull'affitto diciamo calcolato in questo modo, i 18 mesi, eccetera. Ma credo che vada approfondito e immaginato una politica fiscale di questo tipo. Allora, se noi pensassimo che partiamo col piede giusto, cioè partiamo col fatto che mettiamo in campo una residenzialità stabile, intendendo per stabile tutto ciò che ho detto,
attraverso incentivi fiscali da un lato, e qui bisogna chiedere al governo, ma attenzione, la regione e il comune hanno dei margini, cioè va chiesto al governo centrale di farli, ma per certi versi mi pare che lo diceva Saccà, una politica per Venezia è una politica specifica, ma allora la politica per Venezia, o per Venezia per Firenze, va chiesta a Roma, ma va anche applicata a livello locale, cioè si tratta di orientare una parte del bilancio nazionale e regionale a favorire questo tipo di, diciamo, di intervento fiscale a sostegno di una residenzialità stabile, e contemporaneamente si fa questa operazione di intervento di rigenerazione del patrimonio pubblico, mettendolo a disposizione di questo tipo di residenzialità più stabile. Credo che saremo in grado a quel punto, cioè avremo la vera autorevolezza per discutere con i proprietari privati qual è il punto di equilibrio che va trovato, che ovviamente riguarda avere delle regole che distinguono, diciamo, quello che è l'intervento familiare, lo chiamo così, dall'intervento diciamo commerciale vero e proprio, nel senso che qui il tema dimensione e il tema giorni devono trovare una risposta insieme adeguata, perché è evidente che può essere un po' sbagliato fermarsi solo diciamo, ai giorni, ma la dimensione dell'offerta, cioè i vani utilizzati e il tempo utilizzato, c'è un punto di equilibrio nel quale non è più diciamo, una locazione turistica della famiglia, del privato, di chi, come veniva detto, ha bisogno di completare il proprio reddito, da invece un'operazione che è una vera e propria operazione, diciamo, commerciale in grande stile. È chiaro che pensiamo al punto al concetto di albergo diffuso, no? Che in molte città si sta diffondendo, ed è anche una prassi interessante. In alcune città l'hanno usato per rigenerare pezzi del loro patrimonio, ma è evidente che si può entrare in quella rete, no? E giustamente ci vuole la libertà per farlo, ma bisogna distinguere tra la famiglia, il singolo che affitta una stanza con tutte le regole, i permessi, eccetera, questo sappiamo, ci vogliono, la trasparenza, la tassa di soggiorno e così via, da invece un'organizzazione anche familiare stessa che comincia a avere 3, 4, 5. Qual è il punto limite? Allora, la mia osservazione è: dovete dirlo voi, cioè poi la politica deve recepire e poi interloquire e discutere, ma francamente io penso che la cosa importante, quindi facciamolo in termini generali, ma facciamolo anche per Venezia, perché altrimenti restiamo nel vago, no? Cioè, qual è il limite che un proprietario di casa che vuole affittare la propria stanza o anche un proprio appartamento, no? Qual è il limite oltre il quale voi, che siete i proprietari, considerate che non è più un intervento di locazione privata, ma diventa un'operazione commerciale di altro tipo? E questo è un punto su cui bisogna pronunciarsi, perché solo pronunciandosi su questo punto siamo in grado di discutere e di prendere anche delle decisioni. Se io dovessi avere se avessi potuto avere la responsabilità del comune, avrei fatto esattamente le cose che vi ho detto, cioè avrei investito sulla rigenerazione dei 4.000 appartamenti a partire dai 1.000 sfitti, avrei prospettato a Roma una politica fiscale e nei margini del bilancio l'avrei fatta io, e poi avrei stabilito ovviamente che basta alberghi e basta supermercati, perché fermiamoci per qualche anno, non per sempre, fermiamoci e basta, quindi anche locazioni private, non siamo sufficienti. Dopodiché avrei chiesto a voi immediatamente: bene, qual è il punto di equilibrio
tra la gestione privata che non familiare, diciamo, che va assecondata perché incrocia anche un'esigenza soggettiva, e quando diventiamo invece impresa? Perché se non risolviamo questo problema, la Io però, discussione... a parte questo, avrei anche un'altra domanda, perché può finire che Venezia e anche le altre città a livello nazionale che vivono di turismo, sono vocate al turismo, voglio dire, non può essere che ci sia solo turismo e basta. Venezia può pensare, o la residenzialità, deve pensare anche, perché uno sia residente a Venezia o in qualsiasi altra città del mondo, deve avere anche un lavoro. Il Sì, problema guardi, di Venezia è che non ha neanche più lavoro, perché l'unico lavoro è no. diventato il turismo. Allora, su questo lei sfonda una porta più che aperta, ma le aggiungo anche un ulteriore elemento. Cominciamo a dare case a chi ci lavora ed è pendolare. Facciamo degli esempi: i medici dell'ospedale, e gli infermieri dell'ospedale, quelli che lavorano gli avvocati o i funzionari della giustizia e così via. Cioè c'è tanto per dire che c'è anche tanto lavoro che lavora a Venezia e non risiede a Venezia. Dopodiché, per rispondere alla sua domanda, che è corretta, noi pensiamo che bisogna incentivare molto attività artigianali di carattere legate molto alla cultura e alla tradizione veneziana, che tra l'altro sarebbero una forma di qualificazione del turismo, anche perché è un'offerta turistica di un certo tipo. Cioè non c'è nessuna ragione per la quale non ci sia un artigianato locale. In questo senso, diciamo, la questione Murano è una questione fondamentale, ma voglio dire, pensate a tante altre cose, non pensiamo soltanto alla nautica, che la conosciamo tutti, pensiamo al dolciario, pensiamo ai tessuti, pensiamo anche alla stessa, diciamo, alla stessa parte di produzione culturale. E questo è l'altro tema, perché nella questione lavoro-residenza bisogna da un lato incentivare la possibilità che abbiano residenza coloro che ci lavorano e oggi fanno i pendolari, e contemporaneamente favorire il lavoro per acquisire ulteriori residenze. La vecchia storia di provare a livello europeo di portare un'agenzia internazionale è importante, perché l'agenzia internazionale vuol dire decine e decine, in qualche caso anche più che molte decine, di famiglie. Ma se vengono delle famiglie, poi bisogna dargli le scuole, bisogna dargli le palestre, cioè è un'idea di città che significa, e perché io, diciamo, mi accaloro? Perché io ho un timore molto, mi preoccupo molto di un punto, che in questa situazione nella quale si vede che non si stanno facendo scelte di questo tipo, appena la pandemia sarà terminata, e ci auguriamo presto, il rischio è che a Venezia riparta una domanda per avere il turismo tutto andare, perché rischia di essere l'unica soluzione disponibile in quel momento. Quindi dare a chi ha lavoro residenza da un lato, e offrire lavoro per avere residenti in più, sono le due cose che vanno fatte insieme. Ho fatto degli esempi su chi ha già lavoro, ne ho fatti anche su nuove attività che possono essere sviluppate. Insomma, a me pare che il nostro problema sia di costruire proprio un'idea di città, ma è il momento anche di fare questa discussione come la stiamo facendo adesso, perché può consentirci anche di incidere su delle scelte. Ricordava prima il consigliere Saccà quanto sia difficile in questo momento avere un dialogo, ma dobbiamo averlo con la città, perché allora la pressione può consentirci di fare le scelte giuste. Bene. Andrea Doria, buongiorno. Hai Buonasera qualcosa da dire? Tu cosa pensi sulla questione della ripartenza del turismo, oltre che al lavoro, turismo, tu che hai lavorato moltissimo anche? Io vorrei partire da qualche parola che mi sono segnato durante questa prima parte di discussione. Ho sentito parlare di limiti, ho sentito parlare di incentivi, ho sentito parlare di piani che non possono essere chiaramente che piani pluriennali, perché non si può pensare di restaurare tutti gli alloggi pubblici che hanno bisogno di
restauri, di interventi, di quant'altro nel giro di 6 mesi, un anno. Quindi parliamo chiaramente di interventi che devono essere programmati pluriennalmente e che quindi non sono immediatamente fattivi. Io sono, come sapete, vengo dal mondo del turismo, ho lavorato per 35 anni nel turismo e vi posso garantire che determinate tempistiche, oggi come oggi, dobbiamo cominciare un pochino ad affrontarle. Chi viene negli appartamenti? Perché torniamo al discorso anche delle locazioni turistiche. Noi dobbiamo intanto conoscere quali sono i clienti che vengono e utilizzano le locazioni turistiche e il perché vengono e utilizzano le locazioni turistiche. Allora, i clienti che utilizzano le locazioni turistiche, quindi gli appartamenti, bed and breakfast, ma in particolare gli appartamenti, sono normalmente famiglie che utilizzano gli appartamenti, uno, chiaramente, come aveva detto prima il dottor Bortoluzzi, per avere anche un determinato tipo di esperienza, perché oggi come oggi il turismo esperienziale è diventato sempre più importante, è un'offerta che anche noi dovremmo chiaramente incentivare. Ma c'è anche un lato un pochino più pratico. Una famiglia con figli nell'appartamento trova una comodità che spesso nell'albergo non trova. Perché? Perché l'albergo ha delle regole, perché l'albergo ha degli orari, perché l'albergo ha degli standard che molto spesso le famiglie, soprattutto con figli piccoli, non possono rispettare. Io stesso ho avuto esperienze, io ho 2 figli, quando i miei figli erano piccoli, quando i miei figli erano dei bimbi, ho utilizzato nei miei viaggi delle locazioni turistiche perché? Perché era più comodo, avevo la cucina, avevo le stoviglie, potevo far da mangiare i miei figli negli orari che volevo io, se i miei figli volevano scorrazzare per l'appartamento, chiaramente con rispetto, ma lo potevano fare e di conseguenza questo tipo di offerta non è un'offerta che debba essere per forza messa in contrapposizione con le strutture ricettive alberghiere, ma deve essere chiaramente un'offerta che va ad accompagnare quella che è l'offerta turistica alberghiera. Se noi cominciamo partendo dal presupposto che questi due tipi di offerte devono essere una in competizione malsana con l'altra, non ne andiamo fuori. Perché? Uno, perché comunque dobbiamo vedere quello che Venezia è, non quello che ci piacerebbe fosse o che quello che vorremmo che diventasse fra 30 anni. Partiamo dal presupposto di quello che abbiamo in questo momento. In questo momento abbiamo una città svuotata, chiaramente, mancano i turisti, manca tutto quello che è il traffico portuale, tutti i visitatori che avevamo. Bene, questo è un momento per lavorare assieme, collaborare, non quello di andare uno contro l'altro. E penso che purtroppo in questi termini il decalogo del duo Nardella-Brugnaro abbia purtroppo preso un granchio, perché limitare a 90 giorni o, come chiedeva anche il dottor Baretta, le locazioni turistiche in maniera temporale, andiamo assolutamente a danneggiare quella che è una parte dell'offerta turistica della città. Quindi per quanto riguarda le limitazioni temporali, io personalmente sono totalmente contrario. Dopodiché, chiaro, dobbiamo favorire la residenzialità. Questo penso che sia un discorso che ci ripetiamo ormai da anni. Però dobbiamo anche ricordare perché i proprietari degli appartamenti preferiscono mettere in locazione i propri appartamenti ai turisti piuttosto che ai residenti. Perché spesso i proprietari non sono protetti nel caso in cui gli affittuari non paghino l'affitto oppure semplicemente non vogliano liberare l'appartamento alla fine del contratto. Allora, dobbiamo parlarci chiaro ed essere molto espliciti. Se in questo momento moltissimi proprietari di appartamenti preferiscono andare a rivolgersi a delle agenzie immobiliari piuttosto che a delle aziende, perché quello è una cosa, abbiamo parlato molto spesso anche con Salvatore, che deve essere regolamentata, ma se lo fanno è perché chiaramente molto spesso si sentono un pochino a rischio allocare i propri appartamenti a residenti. Allora, io credo che sì, noi guardiamo sempre
questo argomento da una parte, ma dovremmo cominciare a guardare anche l'altro lato della medaglia. E l'altro lato della medaglia molto spesso ci mostra appunto proprietari che si sentono molto spesso dire: ma io preferisco darlo, che ne so, 3, 4, 5, 6 mesi in locazione, 7 mesi in locazione turistica, ma almeno sono sicuro che il mio bene verrà protetto e sicuramente resterà nella mia disponibilità, piuttosto che rischiare. Allora, il tema del rischio è un problema. Ci sono delle leggi, ci sono dei regolamenti, devono essere applicati. Noi molto spesso ci dimentichiamo che dobbiamo applicare le leggi che abbiamo e dobbiamo difendere la proprietà privata. Altra cosa che molto spesso è un tabù. La proprietà privata sembra un tabù. La proprietà privata non è un tabù. Molto spesso è figlia di sforzi, è figlia di sacrifici, è figlia di debiti ed è figlia di tutta quella storia di cui Venezia è piena. Ma dobbiamo essere obiettivi, dobbiamo guardare in faccia alla realtà. Quindi, certo, le locazioni turistiche, secondo noi, devono andare a braccetto con quello che è l'intera offerta turistica, non deve essere un antagonista, deve essere regolamentata, adesso, perché Salvatore citava giustamente quello che succede nel Lazio e adesso sicuramente lo spiegherà in maniera molto, molto più estesa. Però io sono straconvinto che possiamo far convivere le due anime senza dover per forza contrapporre una all'altra. E questo penso che sia una cosa importantissima. Tornando invece al discorso di cosa fare, perché siamo già abbastanza avanti con la discussione e non voglio poi portare via troppo tempo ad altri interventi. Anche qui dobbiamo essere molto, molto chiari, dobbiamo essere decisi nell'azione che ci deve vedere fronteggiare il prossimo futuro, e il prossimo futuro parlo da qui a 2 anni, perché ricordiamoci, Venezia ha attraversato momenti di grossa crisi, perché ha attraversato la crisi del 2001, la crisi del 2008, addirittura tornando indietro la crisi della prima guerra del Golfo, la guerra del Kosovo, eccetera, eccetera, ma si è sempre risollevata. Quindi siamo sicuri che anche adesso potremmo risollevarci, però dobbiamo metterci dei punti fissi. E secondo me, personalmente, dei punti fissi sono: 1, comunicare. Noi in questo momento non comunichiamo. Il mondo non sa quello che sta succedendo a Venezia, quello che stiamo preparando, eccetera, eccetera. Io molto spesso, Ondina lo sa Salvatore, ho proposto di istituire un ufficio stampa ufficiale nel Comune di Venezia. Non c'è. Noi non abbiamo un ufficio stampa ufficiale. Quindi di conseguenza ognuno va per la sua strada, ognuno comunica un po' quello che gli pare e non riusciamo ad arrivare con la nostra potenza di fuoco, perché ricordiamoci che noi siamo la 46esima città, eravamo, spero ritorneremo, ad essere la 46esima città più visitata al mondo, ma non riusciamo ad arrivare a quelle grossi mass media mondiali. Perché? Perché non abbiamo un'unità di intenti. Quindi la comunicazione, secondo me, è essenziale. Poi, chiaramente bisogna anche da parte nostra alzare gli standard, perché dobbiamo ricordarci che molto spesso non è la domanda che fa l'offerta, ma è l'offerta che fa la domanda. Ogni tanto questo ce lo dimentichiamo. Quindi da parte nostra, parlo chiaramente per Venezia, dovremmo iniziare anche a rivedere quali sono i nostri standard. Quindi alzare gli standard, sia alberghieri che extra alberghieri. Perché questo? Perché per ottenere le stelle oggi basta avere determinati punti. Tu arrivi ad un punteggio e riesci ad ottenere la classificazione, ok? Che siano affittacamere, che siano alberghi, eccetera, eccetera. Anche questo va rivisto, perché noi dobbiamo alzare i nostri standard, dobbiamo pretendere di più, ma dobbiamo pretendere di più come città. Perché? Perché alzando gli standard automaticamente, secondo la mia modesta opinione, potremmo anche andare ad incontrare un'offerta sicuramente di qualità, perché molto spesso sentiamo parlare, vogliamo avere il turismo di qualità, vogliamo avere determinati tipi di turisti, determinati tipi di clienti, però molto spesso non guardiamo noi quello che offriamo e molto spesso non siamo in grado di poter offrire qualcosa per arrivare a un determinato tipo di clientela. Questo dobbiamo dircelo con franchezza, con umiltà, però deve essere un punto secondo me fondamentale per una ripartenza oggi. Dopodiché dobbiamo
programmare. Allora, abbiamo sentito parlare spesso di iniziative culturali, dovremmo alzare l'inizio, assolutamente d'accordo. Per me la cultura e istruzione sono i capisaldi della civiltà e del vivere civile, quindi nessuno di noi penso sia contro uno sviluppo culturale, però vi dico un semplice dato, qualcosa che io vedo anche nei social. Il Museo del Louvre sta facendo un battage pubblicitario, informativo più che pubblicitario, sulle collezioni, su quello che il Louvre farà da qui al prossimo futuro, oppure sta facendo dei tour addirittura per bambini, presentato da un'attrice francese che mostra ai bambini, quindi ai ragazzini, le opere del Louvre teatrandole un pochino, quindi cercando di renderle un pochino meno, diciamo così, difficili da digerire. Noi questo non l'abbiamo fatto. Noi abbiamo bisogno di un city manager. Sentivo prima giustamente qualcuno che diceva ok, il nostro assessore ha tante deleghe, siamo d'accordo, penso lo sappiamo. L'assessore Venturini è una grandissima, brava persona, penso che sia veramente una persona molto capace, però forse deve essere affiancato da qualcuno, uno del mestiere, e che abbia una competenza per quanto riguarda il mondo turistico e ricettivo molto profonda. Se no, altrimenti continueremo a discutere di piani che possono essere sicuramente meravigliosi nel lungo periodo, ma ci dimenticheremo quello che è e quello che può essere e deve essere gli interventi per una ripartenza immediata e a medio termine. Perché il turismo non riparte, non è un click and go. Cioè, noi non diciamo, ok, signori, il 1° maggio l'Italia non è più in stato di emergenza, perché ricordiamoci che in questo momento noi in Italia siamo in stato di emergenza, quindi molto spesso all'estero ci vedono come uno Stato che è in uno stato di emergenza, cosa che chiaramente penso sia in questo momento anacronistica e anche un pochino paradossale, ma il turismo non è un click and go, che tu il 30 aprile dici ok, andiamo e il 1° maggio si riparte. Il mercato turistico ha bisogno dai 6 ai 12, se non ai 24 mesi di programmazione. Questa è una cosa che dobbiamo esserne totalmente consapevoli, perché se no altrimenti, se non partiamo da persone competenti, non possiamo parlare quanto vogliamo, ma alla fine è la competenza che porta ai risultati. L'uno vale uno, in certi ambiti non vale. Ci vogliono persone. Salvatore, a livello scusami Andrea, Salvatore, a livello nazionale, che tipo di programma avete voi sul turismo? Pronto? Allora, io ho ascoltato. Sì, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Okay. Sì. Io ho ascoltato durante queste interessantissime questioni che sono uscite fuori. Io però dico una cosa: la programmazione giustissimo, ma io non so se ci stiamo rendendo conto che siamo in emergenza. Io sinceramente sentire adesso le amministrazioni che in questo momento, in questo specifico momento storico che stiamo vivendo, sentire parlare di nuovi regolamenti, di chiusure per 90 giorni, delle locazioni turistiche, ma io dico, ma vi rendete conto che ci sono strutture ricettive che sono vuote da 14 mesi? Da 14 mesi, strutture ricettive, la gente imprenditoriale o non imprenditoriale, alberghi o non alberghi. Salvatore, ti correggo solo una cosa: Venezia è ancora più a lungo, perché dal 12 novembre dell'anno prima, quindi del 2019, che noi siamo in emergenza, perché con l'acqua alta praticamente il turismo si è totalmente azzerato, quindi esatto. A Venezia è ancora parlando di questa emergenza Covid nazionale,
Io, per carità, è tutto giustissimo, bisogna programmare, servono regole, serve soprattutto regolamentare un settore che in effetti siamo i primi noi a dire che è abbastanza selvaggio, locazioni turistiche, case vacanze, che poi locazioni turistiche e case vacanze, parliamoci chiaro, è la stessa identica cosa ormai, quindi pure parlare di locazione turistica o case vacanza, sono delle differenze talmente sottili che non hanno neanche più senso, che vanno comunque superate in un certo senso. Quindi, ma parlare adesso di questi nuovi vincoli, di questi nuovi adempimenti, in un momento del genere, ma il cittadino, ma cosa pensa della politica? Io questo faccio di domanda. Adesso il proprietario di un bed and breakfast, il proprietario di una casa vacanza, il proprietario di una locazione turistica, il proprietario, dico di più, di un affittacamere imprenditoriale o di un albergo, sentire parlare adesso di rimettere i residenti nei centri storici, ma secondo voi la politica si aspetta questo, il cittadino? Io questo mi chiedo. La politica in questo momento sta dimostrando l'ennesima volta di essere totalmente distante dalle necessità dei cittadini. Non ci scordiamo che dietro una locazione turistica, che dietro una casa vacanza, che dietro un bed and breakfast ci sono famiglie che ci campano. Questa è un'altra assurdità. La politica si deve rendere conto, siamo in emergenza. Adesso bisogna assolutamente ripopolare le nostre città, perché all'estero stanno lavorando per questo. Noi invece no, stiamo tirando fuori nuovi regolamenti, i tornelli, e aumentiamo il contributo di soggiorno, e aumentiamo la tassa di sbarco, e leviamo i giorni di apertura ai bed and breakfast. Ma ci rendiamo conto? Questa a proposito di tornelli e tassa di sbarco, dottor Giuseppe, tu cosa ne pensi? Sì, grazie. Intanto devo dire, se mi permette, mi ricollego anche a quello che è stato detto, perché gli ultimi due interventi mi hanno un pochino, il primo sì, mi hanno molto così, come dire, colpito. Il primo di Andrea, mi permetto di dargli del tu, abbiamo detto che ci diamo del tu. Giuseppe Saccà, mi permetto di dire una cosa solamente. Io adesso Prego. Sono in collegamento con voi e lo sapete dove sto? Sto nella mia struttura ricettiva. Io ho una casa vacanza a Roma ed è vuota, è deserta da 14 mesi. Ma secondo voi io posso sentir parlare dei tornelli in questo momento o di rimettere gente a vivere nei centri storici? Ma posso accettare una cosa del genere? Adesso provo a interloquire. Credo che Salvatore ce l'abbia con te con la tua scaletta e non gli è piaciuta per nulla, mi pare. Comunque, no, dicevo, allora rispetto a quello, poi provo anche a interloquire con Salvatore, ma intanto con Andrea, diciamo più da veneziani, diciamo così. Allora, intanto sono rimasto molto colpito di sentire alcune cose, perché sono rimasto veramente basito, perché considerando che è un rappresentante di Fratelli d'Italia che se non erro siede nella maggioranza, sentir parlare che manca la programmazione, sentir parlare che manca un ufficio stampa, a parte che l'ufficio stampa in comune c'è, e forse non fa stampa, fa propaganda politica, ma questo è un altro problema. E sentir parlare di city manager quando è stato appena noi abbiamo la doppia figura, direttore generale, capo di gabinetto nella stessa persona. Sentir parlare di tutelare i proprietari per aiutarli anche a decidere di affittare a residenti o semplicemente non soltanto affidarsi al mercato turistico, quando le nostre proposte vanno in quella direzione. Lo dico, non voglio far polemiche di basso livello, però capiamoci, prova anche a confrontarti con chi siede per il tuo partito in consiglio comunale, perché mi pare che ci siano degli scollamenti notevolissimi. Però mi ricollego alle ultime cose sui grandi eventi, tanto per parlare di programmazione, di che cosa intendiamo a Cultura Venezia, o almeno di quello che immaginiamo noi. I grandi eventi a Venezia, io lo dico sinceramente, hanno caratterizzato una stagione della programmazione culturale veneziana, non solo con l'ultima giunta, anche prima, che va sostanzialmente archiviata. Intanto perché non siamo capaci di fare i grandi eventi. Stiamo parlando dei 1600 anni di Venezia. I 1600 anni di Venezia sono scoccati già da due settimane, non abbiamo un programma, non abbiamo niente, non sappiamo che cosa si vuol fare, che mostre, che cosa ci sa, non si sa assolutamente nulla. Ma dico che i grandi eventi sono proprio quel meccanismo che in una città come Venezia ha portato
non il turismo che noi sempre diciamo di ricercare, ma se bisogna lavorare sulla cultura, e io credo che sia sicuramente una leva importante, non è la cultura dei grandi eventi, ma è la cultura, diciamo, della ricerca, della cura, di quelle mostre ricercate, della cultura nei campi, dei teatri, nei campi e in queste cose qui. Tutte cose che a Venezia mancano drammaticamente, e questo, se vogliamo anche riqualificare il turismo, è un tassello importante. Poi sul cosa fare, poi torno anche a Salvatore e sui tornelli. E io faccio anche una proposta, potremmo anche provare a rivedere assieme quello che è stato deciso nel 2017, ossia voi sapete benissimo che nel 2017 c'è stata una delibera di giunta che ha portato suppostamente al blocco di all'apertura di nuovi alberghi nella città storica. Città storica si intende proprio solo il pesce, quindi le isole e ovviamente la terraferma escluse, questo sia per il settore alberghiero che extraalberghiero. Questo è stata sicuramente, io credo nell'intento, lo dico sinceramente, anche corretto, però nell'applicazione, come è stato scritto, probabilmente non ha funzionato, perché appunto alberghi comunque se ne sono aperti, l'extraalberghiero è stato probabilmente il più penalizzato, e abbiamo visto un esplodere di locazioni turistiche che, ribadisco, nulla contro l'imprenditoria privata, ma l'imprenditoria privata va regolata, perché nel mercato, io parlo per Venezia, quindi non mi allargo ad altri ambiti, ci sono troppe zone grigie, quindi si tratta di regolamentare. E qua torno al tema, per passare ai flussi turistici, che, se volete, come è stato già ricordato, è il tema forse anche più importante, perché va a impattare soprattutto sull'ambito degli escursionisti. Allora, i tornelli sono una sciocchezza, lo dico chiaro e tondo, l'abbiamo sempre detto che i tornelli erano proprio concettualmente sbagliati, perché i tornelli vanno come dire, i flussi turistici si governano a monte, non a valle. Mettere dei tornelli all'imbocco di Strada Nuova o all'imbocco del Calatrava non serve a niente, perché comunque le persone lì ci arrivano, adesso si direbbe assembramento, non serve assolutamente nulla per gestire i flussi turistici. I flussi turistici si gestiscono a monte. Ci sono state, parlo per Venezia, enormità, un dibattito enorme, ci sono state proposte anche molto interessanti, alcune focalizzate solo su Piazza San Marco, altre invece che riguardavano più il territorio di città storica, e sono state proposte che finora non si è data minimamente attuazione. E quello che a me preoccupa, per quello che io ho capito di quello che è la famosa Smart Control Room, per quello che sono i dati in nostro possesso, noi non siamo ancora in grado di immaginare un governo dei flussi turistici. Lo dico, è sicuramente una cosa complicata, ma noi non siamo in grado nemmeno di sapere come le persone si muovono all'interno della città, perché se voi chiedete, faccio sempre questo esempio, alla CTV, che è l'azienda di trasporto pubblico locale, dove sale il Tommaso Bortoluzzi, ovviamente con la privacy, dove sale, dove scende, quindi sapere origine e destinazione, noi non lo sappiamo. Non sappiamo come si muovono le persone in questa città, allora non sappiamo nemmeno come si muovono in città storica, o abbiamo un'idea abbastanza così spannometrica, figurarsi se siamo in grado allo stato attuale di governare i flussi in entrata. E arrivo a bomba sulla questione della tassa, chiamiamola tassa di sbarco, tassa d'accesso, tassa d'ingresso. Secondo me anche questo è un errore. Il problema della gestione dei flussi turistici non è appunto impedire che le persone vengano a Venezia, ma è governarle. Anche qua si tratta di governare. Allora, prima di introdurre una fee, una tassa d'ingresso, appunto chiamiamola come vogliamo, noi dobbiamo giocare più sulla qualità del servizio. Io lo dico sempre, l'ho ripetuto migliaia di volte, centinaia di volte, forse più che migliaia di volte, e noi dobbiamo ragionare sull'idea che un visitatore prenota il suo ingresso a Venezia, all'atto della prenotazione può comprare anche tutta una serie di servizi. Se poi un visitatore vuole venire il 15 agosto a vedere Venezia e non vuole prenotare l'ingresso al museo, non vuole comprarsi il biglietto a CTV, anche magari per ragioni economiche, insomma, non è che possiamo immaginare che a Venezia ci possano venire soltanto diciamo persone dotate di un reddito e una capacità di spesa, perché sappiamo benissimo quanto influisce ad esempio muoversi con 4 persone, diciamo una famiglia. Allora io dico che quella persona ha tutto il diritto di venire a Venezia, ovviamente
contingentata nei numeri, perché se vengono tutti il 15 agosto sappiamo benissimo poi cosa succede alla città e via dicendo. Quindi questo per rispondere a Salvatore. Qua non si tratta di mettere nuovi balzelli, immaginare chissà, ne abbiamo fatte tutti, questo lo dico, tante sovrastrutture, tante regolamentazioni. Purtroppo non hanno raggiunto un obiettivo. Per questo mi riferivo anche, per rimanere a Venezia, alla delibera del 2017. Sicuramente pensata con un obiettivo importante. Adesso siamo nel 2021, è vero che c'è stata in mezzo una pandemia, quindi le cose, come dire, adesso è ora forse di fare il tagliando a certi strumenti. E poi ti lascio parlare, Salvatore. Giuseppe, ti do del tu, scusami. Per facilità. Certo. Io dico, vogliamo riportarli a Venezia i turisti, vogliamo vedere se tornano, vogliamo fare in modo che tornino, perché adesso agli albergatori o ai proprietari di strutture ricettive ex alberghieri in questo momento dobbiamo dare altre risposte, dobbiamo riportarli, noi vogliamo l'overtourism. Tu sei di Roma, mi pare. Sei di Roma, giusto? Ma il turismo non si sceglie, il turismo questo è l'errore. Si può scegliere il turista. La buona politica sa governare non lo puoi governare le economie. No, la politica cosa serve? E poi scegliamo il turista. Il turista ha tutto il diritto di venire a Venezia adesso. Certo che ha tutto il diritto, quello che ho detto io. Sia, non piace che sono vestiti con i calzini bianchi. Qual è il problema? Adesso riportiamoceli questi turisti. Riportiamoceli tutti. Venissero tutti a Roma, a Firenze, a Venezia. Semplicemente dicendo che devono prenotare. Poi li regolamentiamo, ma prima facciamoli entrare. Allora vi do una notizia in anteprima. L'ANPAV, grazie alla dottoressa Angelica Zin, ha presentato un progetto per la gestione dei flussi turistici che oltretutto all'amministrazione precedente, cioè ai consiglieri, era piaciuta moltissimo, che poi si è persa. Però noi, siccome ce l'abbiamo, la possiamo ripresentare all'attuale consiglio. Oltretutto abbiamo sempre la dottoressa Angelica con un nostro partner, hanno anche studiato un'app per incassare la tassa di soggiorno immediatamente e non dopo 3 mesi, che così il comune è pure contento, ma le cose vengono presentate ma poi si perdono. Però, come diceva il dottor Pierpaolo Barretta, questo non significa, cioè questi incontri servono anche per poi, non per rimanere qui nel computer, ma magari ci organizziamo, veniamo a Venezia appena si può, vi presentiamo un'altra volta il progetto. Ovviamente il nostro progetto non parla di tornelli, perché se no Venezia mi sembra Disneyland, giustamente Giuseppe diceva anche a noi, insomma, ecco, voglio dire. Ma al di là di questa cosa della gente che gira attorno dentro al tornello, ci sono dei progetti molto interessanti, e io sono d'accordo col dottor Barretta che dice che noi a Venezia dovremmo avere il turista pernottante. Questo non significa che deve dormire a Venezia in città storica solo. Cioè Venezia è anche Mestre, è Marghera, è Fagaro, per cui per tutti quei turisti che noi adoriamo e non vediamo l'ora che arrivino, che vogliono venire a Venezia e pernottare a Venezia in albergo, in casa vacanza, in locazione turistica, che cacchio, quello che scelgono, va benissimo, però allora questi vanno premiati. Come diceva Giuseppe prima, magari prenotano 6 mesi prima, gli diamo, non so, uno sconto al museo, gli diamo più il servizio di un'altra cosa. Allora possiamo incentivare il turismo dando dei premi a quelli che pernottano nel nostro comune, e quelli che stanno fuori si penserà a qualche cosa di diverso. Posso dire 2 parole dopo Andrea, che si è prenotato prima di me, ho visto. Va bene. Anche Giuliano volevo un attimo chiarire anche soprattutto con Salvatore, perché se tardi 5 secondi perché è tardi. Faccio prestissimo. Allora, a nessuno di noi piacciono i tornelli, ok? Però dobbiamo anche un attimo ricordare, perché molto spesso poi ci si ferma sulla prima immagine o su quello che poi i social scrivono, ok? Dobbiamo anche ricordare che quei tornelli non erano fatti solo per bloccare i flussi, ma erano anche per deviare i flussi su altri itinerari.
Perché questo? Perché ci sono delle zone di Venezia che sono sempre ingolfate. Penso a Lista di Spagna, Strada Nova, direttrice per Rialto, Mercerie, Piazza San Marco, siamo arrivati. Ci sono non decine, ma insomma, ci sono moltissimi itinerari che moltissimi turisti manco conoscono. Io quando parlavo con i miei clienti, quando lavoravo in hotel, chiedevo loro: siete mai andati a vedere la Chiesa dei Miracoli? Manco sanno cosa sia. Siete mai andati a vedere, a fare una bella passeggiata alle Zattere? Siete mai andati a visitare? Sapete che c'è una bellissima chiesetta armena a 2 passi da Piazza San Marco? Queste cose le avete mai viste? No, perché molto spesso il turista, chiamiamolo generalista, segue esattamente il flusso. Allora noi i flussi non è che li dobbiamo fermare, perché io sono d'accordo con Salvatore, noi dobbiamo in questo momento dobbiamo far rinascere una città, delle città che sono completamente allo sbando, però dobbiamo anche, siamo noi che dobbiamo comunicare a loro che Venezia non è soltanto Strada Nova, Lista di Spagna, Rialto, Mercerie, San Marco, ma ci sono tantissime altre zone e i tornelli, mi dispiace che Giuseppe questo magari l'abbia dimenticato, vicino ai tornelli, che io ripeto, non è che mi piacessero i tornelli, ok? Però vicino ai tornelli c'erano anche delle indicazioni con degli itinerari alternativi. Se ci fosse stata una comunicazione da parte di tutti, perché è facile fare polemica politica su determinate decisioni quando magari queste decisioni poi non sono state del tutto digerite da parte di tutti, e qui la collaborazione penso sia importante. Tu prima, Giuseppe, mi ricordavi Andrea, tu sei di Fratelli d'Italia. Certo, io sono di Fratelli d'Italia, assolutamente. Io parlo con i miei responsabili nazionali, col mio responsabile nazionale Gianluca Caramanna, con Salvatore Rinaldi e con i nostri responsabili politici, ma ciò non vuol dire che se c'è una proposta non innovativa, ma che può migliorare quelli che sono in questo momento i servizi, non è che dobbiamo nasconderci solo sotto la bandiera politica, perché quello che come tu dicevi prima e come diceva anche il dottor Baretta, non è che con i limiti si va molto avanti. Noi non dobbiamo soltanto limitare. La medaglia, come vi dicevo prima, ha 2 facce. Dobbiamo vedere una faccia, la testa, dobbiamo vedere anche la croce. E noi dobbiamo tenere testa e dobbiamo portare anche la croce, ma dobbiamo farlo in senso costruttivo per quanto riguarda tutta la città, che come ricordava Ondina non è soltanto Venezia centro storico, perché anche su quello molto spesso l'altra parte politica dimentica, ma c'è anche una parte di comune che è dall'altra parte del ponte, e questa parte molto spesso viene o demonizzata o viene semplicemente criticata. E anche questa cosa credo che sia, è stata fatta molto spesso, credo che sia assolutamente, no Giuseppe, adesso ti ho lasciato, io parlavo solo dei tornelli con te, adesso sono andato da un'altra parte, ok? Però troppo spesso la collaborazione viene ricordata soltanto in determinati momenti. Allora ripeto, io non è che sono a favore chiudiamo Venezia con i tornelli, facciamoli entrare soltanto a numero chiuso, perché appunto non è neanche possibile. Però cerchiamo di fare in modo che quei tornelli che mal sono stati poi presentati vengano anche spiegati, perché c'è la possibilità di vivere Venezia non solo in determinate direttive, ma in tutto il territorio della Venezia storica, chiaramente del pesce, come ricordavate prima, perché ci sono decine e decine di tesori che spesso non vengono visitati perché non sono pubblicizzati, perché non sono conosciuti. Il turista che viene dal Nebraska o il turista inglese o dove volete voi, è chiaro che si basa su quello che vede sui social, su quello che vede nelle news, che vede molto spesso solo online. Noi dobbiamo essere pronti a rispondere, ma a rispondere in maniera professionale, perché quello che ci dimentichiamo molto spesso è che noi dobbiamo rappresentare delle professioni, e le professioni devono essere delle professioni pronte, devono essere anche delle professioni che sanno quello che dicono quando parlano, perché molto spesso questo è messo un pochino troppo da parte, e questa cosa secondo me fa male alla città,
fa male alla nazione, non solo alla nostra città, perché noi abbiamo ricordato il decalogo Nardella-Brugnaro. Firenze non è messa in una situazione tanto differente. Io ho lavorato a Firenze, io ho visto qual è la situazione di Firenze, e non crediate che il centro storico di Firenze abbia delle problematiche differenti da quelle di Roma, da quelle di Parigi, da quelle di Londra. Perché se voi andate in centro a Parigi alle 9:30 di sera, non è che trovate poi tanta gente che gira, ricordiamocelo, e Parigi ha 13 milioni di abitanti. Quindi, occhio, io sono totalmente d'accordo con Salvatore, facciamo ripartire, e noi che abbiamo delle responsabilità, parliamoci, ma parliamoci con senso costruttivo, perché se andiamo solo sulla polemica politica non finiamo più. Bene, allora Tommaso o Giuliano, Giuliano. Dai, Giuliano, 3 minuti a testa e seremo. Allora, non vedo più Salvatore. Allora, i tornelli sono stati una buttata del sindaco, anche abbastanza poco piacevole per i veneziani, che si sono sentiti in una sorta di parco giochi, ma forse la visione dell'amministrazione è un po' questa ultimamente. Volevo dire che per far ripartire il turismo, a me dispiace, ma ragazzi, se la campagna vaccinale in Europa non decolla, il turismo ce lo sogniamo tra 2 anni, non è questo il punto, non è la limitazione, non è il tornello. Se poi quando abbiamo quel poco di turismo nazionale non lo incentiviamo, rendendo difficile il bonus per le prenotazioni, quelle sono tutte difficoltà. Ho capito che le risorse sono scarse, ma dobbiamo cercare di trasferire le risorse nei settori giusti. Se poi non ristoriamo per mesi e mesi le strutture ricettive, questo è un problema, perché io sono d'accordo su un'iniziativa, il cashback non ci serve, dobbiamo tornare a ristorare le strutture, quindi eliminare alcune cose che avevano delle buone intenzioni, eliminare il contante, ma che poi oggi come oggi con il poco denaro che c'è rimasto a disposizione vanno concentrati, e il settore turistico è il primo che deve essere incentivato. Chiudo dicendo che il decalogo è l'antitesi di quello che è l'apertura al turismo, ossia è la ricerca del ritorno al turismo di 20 anni fa, governato da agenzie di viaggio, multinazionali degli alberghi e solo un certo tipo di guide turistiche che il Consiglio di Stato ha bocciato pienamente, dicendo che non è possibile perché la guida turistica europea, i corsi vanno organizzati per tutte le guide turistiche europee. Ecco, chiudo così, sperando che i vaccini ci facciano il miracolo di far tornare il turismo, perché ne abbiamo bisogno, ma programmare non è limitare. Vai Giuliano. Un minuto, velocissimo. Allora, sull'equa distribuzione del turismo nella città, io credo che la soluzione sia quella di aumentare i punti di accesso alla città. E tutto sommato anche le locazioni turistiche garantiscono questa equa distribuzione, perché gli alloggi turistici li troviamo dislocati in tutto il territorio cittadino. Certo. Parlare di tornelli in questo momento forse ci vuole anche un po' di coraggio, perché quando io anche nell'attività normale sento le difficoltà che hanno gli operatori del turismo, creare comunque dei filtri all'accesso di turisti, in questo momento forse non è neanche opportuno parlarne. Ma quello che volevo dire è un'ultima cosa, perché giustamente ho trovato molto utile e invitante le indicazioni del dottor Baratta e del dottor Saccà. Allora, del dottor Baretta, sì. Allora, quando è che il proprietario è un privato, il proprietario che affitta è un privato, e quando è imprenditore? Io sono molto preoccupato quando leggo il decalogo, perché mi accorgo che un proprietario diventa imprenditore automaticamente quando affitta per più di 90 giorni e quando ha più di 2 unità abitative. Questa non è l'impostazione corretta. È meno imprenditore il proprietario che magari ha più unità e affitta per più giorni, e però dà
l'organizzazione di queste sue proprietà ad un ente di gestione esterno rispetto al proprietario che magari ne ha uno solo e se lo gestisce da solo. Quindi non sono questi i criteri. Prima di fare un decalogo dobbiamo stare attenti alle finzioni giuridiche. Imprenditore è colui il quale organizza beni e servizi per l'esercizio dell'impresa, non è uno che affitta il proprio appartamento per più di 90 giorni. Veramente sono preoccupato quando leggo queste cose, perché significa che andiamo fuori delle regole giuridiche, dei canoni giuridici, per cui per esempio dovremmo definire in un certo modo un imprenditore turistico e un altro modo un imprenditore che opera in un altro settore. Dico questo, penso che si ravvedano perché sono errori gravissimi a mio modo di vedere. Allora, se mi permettete, io vi saluto perché abbiamo fatto 2 ore, il che vuol dire che è stato molto interessante. Abbiamo avuto tantissime persone che ci hanno seguito e questo, voglio dire, credo che faccia piacere a tutti gli ospiti che hanno dato il loro tempo, la loro professionalità e che comunque credono in questo progetto turismo per la città di Venezia. E non solo, perché il dottor Baretta credo che insomma pensi anche a livello nazionale, oltre che essere consigliere nel comune di Venezia. Noi come ABBA mettiamo a disposizione, come vi avevo detto prima, il progetto per la gestione dei flussi turistici che è stato scritto molto bene dalla dottoressa Azin e anche quella dell'app per la gestione della tassa di soggiorno. Ovviamente per quanto riguarda tornelli e tassa di sbarco penso che possiate immaginare cosa la nostra associazione pensi. Vi ringrazio moltissimo e quando volete ABBA è a disposizione anche per un altro incontro. Grazie tante e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Buonanotte a tutti. Grazie. Grazie, buonasera.